Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, edizione di Liberamente che intercetta il voto ligure mentre infieri lo spoglio, ed è uno spoglio veramente teso e veramente voto a voto, non è la solita espressione precotta di noi giornalisti, è effettivamente quello che sta accadendo in Liguria. Al momento, per esempio, le proiezioni riportate sul Corriere danno Bucci avanti di poco più di 2 punti, le proiezioni riportate su Repubblica danno Bucci, il centrodestra, avanti di poco più di 1 punto. Quindi allo stadio attuale, mentre vi parlo, il clima è quello di un Bucci avanti di poco. In ogni caso, sia Bucci avanti di poco, sia sostanziale parità, sia Fino Orlando avanti di poco, situazione che al momento non è data ma potrebbe accadere sulla carta assolutamente, se ne può già trarre una morale. Cioè, possiamo dire alle 18.04 che traballa seriamente la magistratocrazia. Parolaccia, sembra uno scioglilingua, ma d'altronde sono tempi difficili, a volte per descriverli servono anche parole difficili. Cos'è la magistratocrazia? È quella esondazione abnorme e spesso patologica del potere giudiziario che appunto esonda oltre le proprie competenze. L'immagine che è la genesi della magistratocrazia è l'immagine del pool di Mani Pulite che convocava conferenze stampa come se fosse un partito, e appunto da lì è stata un'esondazione continua, reiterata, lievemente strabica, cioè tendente sempre a esondare sul lato destro, verso la coalizione politica del centrodestra, diciamo. L'ultimo caso palese di questa esondazione del potere giudiziario, o meglio dell'ordine, perché nel nostro assetto è un ordine tecnicamente, comunque si è dato appunto in Liguria. Voi sapete che si è votato prima della scadenza naturale, perché con un dispiego di forze e risorse allucinante, saccheggiando la vita, le telefonate, gli incontri anzitutto del governatore uscente Giovanni Toti per anni, si è creato questo teorema giudiziario secondo cui lo sviluppo oggettivo che la Liguria ha avuto sotto il governo del centrodestra era figlio del malaffare. Ora, il caso personale di Totti, poi, come sapete, è approdato a un patteggiamento che però va a, come dire, cadere sull'accusa più labile, soft, di corruzione impropria. Tutte le altre grandi accuse che dipingevano Totti come Al Capone crollerebbero, ma il destino poi personale di Totti l'abbiamo già affrontato, in questo momento poco importa. Importa che è stato allestito un circo mediatico giudiziario abnorme sulla Liguria, con la solita sponda ovviamente mediatica dei giornaloni, infine con Report che ha annunciato sfracelli a urne aperte, poi si è limitato a copia e incollare appunto un po' le accuse, un po' delle vuote espressioni retoriche moralistiche, per cui il problema è che Totti andava sugli yacht. Beh, se questo produceva posti di lavoro, spero ci vada anche il prossimo governatore della Liguria, chiunque esso sia. Ma in ogni caso, tutto questo circo era finalizzato a cosa? A dare la spallata, a far sì che in Liguria tornasse al potere quello che storicamente la coalizione che è sempre stata al potere in Liguria, diciamo la sinistra, non dico il centro-sinistra perché il centro se lo sono ampiamente perso per strada in Liguria, e quindi si ripristinasse, diciamo, lo status quo. Beh, comunque vada, il centrodestra ha inclinato questo piano, cioè la magistratocrazia sta seriamente traballando, perché il centrodestra pare avanti seppur di poco, Bucci pare avanti seppur di poco. Questo per una serie di motivi, perché gli elettori non hanno l'anello al naso, non sono giornalisti del fatto che si bevono le veline delle procure, ma è gente che sta coi piedi nella realtà, e nella loro realtà quotidiana hanno constatato, non in, come dire, in quantità residuale, il buon governo oggettivo della Liguria in questi anni. E quindi pare che si siano regolati di conseguenza nelle urne. In ogni caso,
seguiremo anche in Zoom, che viene dopo noi con Antonino Danna, l'evolversi del voto. Mettiamo a referto che in Liguria si voleva creare una contesa finta, una non contesa, una reincoronazione di quello che era il re, l'unico re legittimo da quelle parti, appunto la coalizione di sinistra. Questo non sta avvenendo. Anzi, la magistratocrazia a Genova e dintorni sta traballando seriamente, e per qualunque uomo liberale è non una buona, un'ottima notizia. Grazie a tutti, io vi aspetto domattina.